Allora possiamo anche iniziare, anche perché abbiamo diversi interventi e per non far tardi tentiamo di fare un po' tutto rapidamente. Io prenderò solo pochi secondi, salto 10.000 cose, anche perché abbiamo organizzato in modo tale da fare delle comunicazioni abbastanza interessanti, ritengo, che affrontano delle dinamiche particolari che poi vi dirò. Mi è stato chiesto perché l'ennesima assemblea sui pastori, Marco. Io semplicemente perché Rossomori ne ha fatte in un anno 2 a Gavoi, 2 a Silano, 2 a Gesti, a Cagliari, a Igli, insomma avremmo fatto 8-10 assemblee proprio per parlare di questo mondo, perché riteniamo che abbia la sua importanza. I presenti lo sanno, ma vale la pena ripetere, se analizziamo un pochino chi produce qualcosa in Sardegna, cioè chi produce beni materiali in Sardegna, vediamo che esclusivamente questo mondo di agricoltori e pastori, di tutto non c'è più nulla ormai, quindi l'unico punto produttivo che di più esporta è questo settore. Quindi vale la pena di fare un ragionamento, perché parlando di pastori e di latte stiamo parlando di economia della Sardegna. I numeri talvolta ci sfuggono, ma stiamo parlando di 300 milioni di litri di latte mediamente prodotti in Sardegna, 600.000 abitanti, cifra di grosso di formaggio prodotto, con una produzione che sta girando intorno a 540, 550, 500 milioni di euro, insomma non sono sciocchezze. Eppure chi lavora e produce in questo mondo non solo che a rischio povertà, che peggio, a rischio fallimento, a rischio di esclusione sociale. Quindi c'è un problema davvero serio attorno a questo problema e riteniamo che fino ad oggi quanto ha messo in campo la pubblica amministrazione, per così dire, non sia stato efficace. Riferimento alla cosiddetta legge Salva Pastori, che ha avuto, a mio e a nostro avviso, un impatto zero, ma poi lo spiegheremo, anzi sostanzialmente uno spreco importante di risorse pubbliche che non risolvono il problema, che andare il settore in tutt'altra direzione. Ma su questo ci torneremo con gli interventi, in particolare con il primo intervento di Angelino Romero, che ci spiegherà non solo le dinamiche della formazione dei prezzi, ma le dinamiche della formazione dei prezzi dei formaggi, non solo dell'altro, e anche una proposta come uscirne. Ecco, alcune di queste questioni le abbiamo messe assieme per tentare di capire un po' di più e fornire anche un contributo di dibattito alla discussione. Speriamo poi di allargarla anche in altre sedi e che ci siano naturalmente orecchie per intendere. Quindi chiameremo un po' tutti a fare dei ragionamenti. Io stimolerò anche in modo polemico la discussione, fortunato di chiederò alcune cose, dove va il movimento pastori. Ci sono le associazioni presenti, talune hanno sottoscritto la legge Salva Pastori, altre no, insomma, si tratta di mettere assieme un po' di discussione per capire dove va questo mondo e se vale la pena, tra virgolette, di salvarlo o di investire in questo settore. Quindi il ragionamento che vorremmo fare è di fare chiarezza in ordine al ruolo di ciascuno e alle responsabilità di ciascuno, e se sono individuate correttamente le controparti in questa regione, e quindi tutti, dalle associazioni alle cooperative, abbiamo anche Torreparti, il presidente di una delle più grosse cooperative di trasformazione di formaggio vino, che ci dirà se ha ancora un ruolo la cooperazione, se vale la pena di scommettere, ci sia un futuro oppure no, e se nel complesso degli strumenti che siamo dati, che ci sono dati, ci sia la possibilità di uscirne. Insomma, capire chi è controparte e naturalmente, siccome ovviamente un grande imbroglio, perché l'Italia si tratta, se gli interessi sono tutti legittimi oppure no, se ci sono interessi confessabili oppure no, ma faremo un ragionamento su questo. Quindi se c'è un difetto dalla parte dei pastori oppure dall'altra parte. Per quanto ci concerne, lo ripetiamo sempre, noi abbiamo sempre detto una cosa: ai pastori è stato chiesto di fare latte buono e caldo e di investire, ed è stato fatto, semplicemente è stato fatto.
Chi trasformava aveva il compito appunto di trasformare e di commercializzare, sia esso privato sia essa cooperazione. Chi è che non ha svolto appieno il proprio compito? Chi è più avanti rispetto al mondo moderno di oggi? Noi diciamo siamo in un'economia di mercato, drogato, quello che vogliamo, ma siamo in un'economia di mercato. Perché i prezzi dei formaggi non vengono fatti in modo trasparente, così come abbiamo proposto tante altre volte attraverso il sistema molto trasparente? Prezzo di vendita dei formaggi, dedotti i costi, prezzo del latte alla standard. Era stato inventato un meccanismo, io vorrei poi partecipare all'invenzione di questo meccanismo, lo scrivevo, di formazione personale che potrebbe essere fatto e certificato da enti terzi, come detto ISMEA, contiate numero di prezzi, e la standard potrebbe essere certificato giorno per giorno. Allora, rispetto a questo non ci sono stati industriali. Io ce l'ho una controparte in Sardegna, non è che non ce l'ho, rispetto a questo loro non ci sono stati. Io ritengo sia una parte più vecchia, più ancorata al sistema dell'Ottocento che l'economia moderna come quella che siamo. Non interessa che il formaggio venga venduto, non riconosciamo il ruolo dell'industria, ma che venga remunerato a store, se no non si regge nulla. E oggi siamo completamente quindi. Ma io accorcio moltissimo, anzi, ho anche chiuso, se no poi facciamo molto tardi. Io, come dicevo, darei la parola a Angelico Ormeo, che di queste cose se ne intende perché ha fatto tutto un percorso particolare del libretto del libro, ha fatto teatro, ma c'è da spiegare, esperto anche di zootecnia. Ci aiuterà a comprendere anche con la proiezione di alcune slide che ci daranno un po' il senso delle questioni. Poi stimoleremo un po' la discussione subito dopo per venire fortunato e lo provocherò, non è che non ha una notevole disponibilità, non ha bisogno di stimoli, però lo provocheremo così tenteremo di vivacizzare il dibattito. Angelino Ormeo, prego. senza obiettivi transumanti per la gran parte, un po' precari, e quindi ad una buona annata che faceva produrre più formaggio, l'anno crollava il prezzo e quindi l'aumento di quantità di formaggio compensava la diminuzione del prezzo, poi qualche anno dopo arrivava una puntata, la diminuzione del prezzo faceva i penali. Se con questo abbiamo percorso alla fine circa 60 anni di questa storia. Dobbiamo pensare che le pecore dal 16 in poi, dopo la guerra mondiale, hanno superato quasi 2 milioni di pecore e dal 1960 superiamo i 2 milioni e mezzo di fabbrici che producevano però una media di 0,85 litri per pecora. Le produzioni erano limitate anche perché non si conoscevano giovani scorte e se non marginalmente anche quella dell'aggiunta di qualche tipo di fabbrica nelle zone più evolute. Questi dati mi piace ricordarlo, se qualcuno è appassionato e vuole graffiare il problema della pastorizia, ebbene si trovano in un bel quaderno, il quaderno mortalese del 78, e poi adesso recentemente è stato ripreso e pubblicato da un libro, I pionieri della Sardegna, edito scritto da Palchi e di Macomer, dove ci sono appunto
2006 si arriva a 25 centesimi, gli industriali romani si riuniscono in società romana e fanno l'operazione di cartello, pagano, decidono di non pagare più di 20 centesimi e quindi è già un esempio di come loro trovino l'accordo per fare questa cosa. Tutto possiamo andare in produzioni erano intorno a 80-100.000 quintali l'anno e quindi se aveva una sola produzione, guardate, non superava il 10% di questo, quindi stiamo andando a gestire 8, 5, 8, 10.000 quintali probabilmente massimo di sovrapproduzione all'anno, che sarebbero state immense, pazzesche, quelli di gestirle soprattutto con un formaggio di lunga durata che supera anche i 2 anni di stagionatura, che può mantenere anche 2 anni. Però la precarietà del sistema è là, fin da allora, consolidata, incapacità dei cosiddetti industriali, caseari che erano delegati alla vendita, dice questo, non riuscivano a gestirsi queste sovrapproduzioni, poi perché erano sottocapitalizzati e quindi dipendevano totalmente dalle banche, sottodipendevano dalle banche e quindi le banche al venire di un minimo di turbativa pensavano come prestano, come fanno continuano a fare sempre, prestano dietro, così conveniva loro determinare un ribasso piuttosto portare a casa i soldi che aveva anticipato la banca. D'altronde questa è sempre stata la logica, fino a quando tutto questo sistema non cresce in modo sostanziale. Noi arriviamo al 68, alla fine degli anni 60 praticamente, nel 68 quando viene insediata la commissione medici, che poi finisce la nel 72. Cos'è la commissione medici? Vale la pena soffermarci un secondo. La commissione medici nasce dall'esigenza, presidente Saraga, nasce dall'esigenza che in Sardegna c'è un malessere diffuso nell'ambiente acquapastorale. 2 dati per chi non si ricorda. Negli ultimi 4 anni, dal 66 al 68, ci furono 34 sequestri di persone, 200 omicidi, 200 tra rapine e estorsioni, 134 omicidi, 130 latitanti di pastori o comunque gente degli agricoltori. Eravamo negli anni dell'industrializzazione individuata per noi e così via. E visto che la memoria non può ricordare questi personaggi, ve ne vorrei citare uno che è stato il mio maestro di vita, proprio Domino Luglio, che nel dibattito del 68 del Consiglio regionale per il bilancio del 68, presidente del Rio, ebbe a dire che questa pastorizia abbandonata e negletta per favorire gli investimenti per poli dell'industria aveva fatto sì che la politica spostasse tutta la sua attenzione verso i poli industriali e verso le coste, e lui diceva qua iniziava a caratterizzare le coste in assenza di un piano di fabbricazione regionale, mentre stiamo abbandonando il passato e abbandonando la pastorizia, appunto che abbiamo pastoritudine. E questo dice lungo, raccoglieva, era sensibile a tutto il malessere che c'era ancora nelle campagne. Cosa ha determinato la Commissione Medici? A seguito della Commissione Medici arrivarono una bella portata di investimenti in agricoltura e soprattutto per le zone interne, nacque il piano della pastorizia con una grossa dotazione finanziaria e adesso man mano si guidano la 4 Toro, poi tutti gli altri piani di sviluppo. E quindi un grande gettito di denaro in investimenti per gli agricoltori. Cosa ha determinato questo? Questo ha determinato intanto, io mi ricordo specializzando che l'ordine della mozione, il centro del piano della pastorizia, rendere le aziende stabili e garantire la minima unità culturale, oltre che la fine della transumanza. Bene, noi in quella logica il pastore è cresciuto, si è dato strutture, ha fatto capannoni, ha fatto nutritrici, ha refrigerato il latte e migliorato la qualità del lavoro del pastore, se non altro confrontabile con altre lavoratori, perché lavorava in un sistema commissariale, sono cambiate per i certi posti anche molto la viabilità e la condizione è cambiata.
è cambiato e migliorato anche la qualità del latte, e perché no? È raddoppiato quasi tanto, le produzioni sono cresciute e cresciute molto. Il risultato è stato che i pastori, tutto quello che gli si era detto di fare, l'obiettivo, l'hanno centrato, l'hanno raggiunto. Gli allevatori hanno speso i denari e hanno colto il risultato che si erano prefissati di raggiungere. Però questi sforzi finanziari non pure lo sono nel versante della produzione primaria, ma pure anche nel versante della trasformazione. Nel versante della trasformazione si dividevano, come sempre, verso le cooperative, quindi una privata, una trasformazione sotto forma cooperativa e una verso gli industriali. Le cooperative si ristrutturarono, cambiarono o si diedero una forse anche eccessiva diffusione, al punto che un po' il campanile, un po' l'incertezza dei consigli di amministrazione che non duravano se non che un mandato, difficilmente si riusciva a mettere d'accordo lo stesso consiglio per 2 mandati, quindi non potevano programmare. E soprattutto si occuparono della fase di trasformazione, delegando quasi sempre decisione fatta per qualcuno, la vendita la delegavano agli consigli industriali, a quelli che dall'altra parte in forma privata acquisivano quasi il 50%, più del 50% la materia prima per non dipendere dalle cooperative, e qui si metteva a dipendere il loro prodotto, ma anche quello delle cooperative, senza nessuno sforzo in termini di ricerca di mercato, di rinnovamento del prodotto, di innovazione, di rivisitazione di quello che erano dopo 80 anni questo formaggio. Forse iniziamo a fare, stiamo parlando, siamo negli anni 80, stiamo iniziando a fare un po' di diversificazione, l'aggiunta moneta forse è stata quella che ha dato la più grossa spinta per favorire questo, però sanno poi quando aumentavano era favorevole il giorno del pecorino romano, o smettere di fare diversificazione, lasciare e abbandonarla a favore del solito pecorino romano, che sempre per l'80% era venuto sempre in America. Praticamente questa fu una grande illusione che aveva convinto la gente e gli stessi industriali, cosiddetti industriali venditori, che nulla era cambiato, che gli americani anche il doppio della produzione potevano assorbire. Nulla di più falso. Era vero momentaneamente, però l'inganno da dove nasceva? Nasceva dal fatto che in quegli anni noi producevamo un pecorino romano come c'era la istituzione CE, che è arrivata a valere 3.900, 4.000 lire a chilo. Avevamo in cambio donna Luisa che faceva sì che ci desse un altro 25-30% di differenziali in termini di valuta pregiata. Questo ha fatto sì che per questi anni noi abbiamo venduto al consumatore americano, ricordate che il popolo americano è il popolo più ricco del mondo, lo era allora, lo è ancora oggi, con tutti i problemi che ha, noi quindi mangiavano il formaggio a metà prezzo rispetto a quello che veniva pagato a noi, e glielo pagava la comunità europea, glielo pagava la finanza, cioè la loro divisa che era molto alta e molto quotata rispetto a noi. Infatti li costava aumentare, per questo lo avevano sostituito ai loro prodotti, gli è andata benissimo. Dov'è che il re diventa Luca? Quando succede, non è che non siano successe crisi anche in questi anni, succedevano lo stesso, però c'è una logica da sempre. Quando c'è la crisi industriale, cosiddetto industriale, vorrei non militare solo uno, non faccio il nome, e di queste zone, guarda caso, non produce il proprio romano, lo commercializza e lo paga meglio di tutti gli altri. Tutti gli altri sono delle persone improvvisate che marciano su una strada battuta larga senza nessuno sforzo di innovazione e nessun investimento per far crescere il settore, se no non fa crescere se stessi. Dov'è che durante la crisi accumulavano di
gusto al mondo, questo è etichetta. Allora, questo è il formaggio, questo è chi l'ha trasformato, questo è chi l'ha venduto, questo è chi ha portato il latte. Il pastore etichetta non li tocca mai. Quando il prezzo viene a calare, c'è la crisi, tutta la filiera si è comoda a tagliare nell'ultimo gradino, che è quello del pastore. Perché non si può bene far fallire il grande caseificio, tutti devono essere tenere, l'industriale, il commerciale deve avere il suo utile, il trasportatore deve avere la sua compensazione. L'unico che non ha dignità di guadagnare, che deve dismettere di mettere in mano al patrimonio per sopravvivere, è il pastore. Da qua non va tutto. Però, come affrontiamo il continuare a crescere nelle produzioni? Si affacciano nel panorama, all'inizio degli anni 90 si affacciano nel panorama alcuni commercianti internazionali di grande peso, che ho conosciuti personalmente, che ho vissuto sulla mia pelle quelle cose. Il primo è stato Bones, quello olandese che conosceva tutto il mercato del della grattugia americana e dei prodotti industriali di basso costo e propose alla Sardegna, propose di tutti i miei giudici di mandarli in quel canale lì. Ricorda qualcuno, se è proprio giovane dei bibliotechi, se si ricordano le esperienze del romanito fatto nella cooperativa di Arena, Gesù non se lo ricorda certamente, invece di un formaggio da 25 kg li convinse a fare un formaggio da 10 kg che maturasse in 5 mesi, potevano chiamarsi romano, però lo bruciavamo subito dopo 5 mesi e ci guadagnava lo stesso. Attenzione, stiamo andando a perdere quei benefici dell'Europa che ci dava la restituzione, fino a essere totalmente eliminati nel giro di 3 anni. Ancora non ci accorgiamo del grande ma perché la grande distribuzione, la grande industria del catering americano assorbiva tutto il romano. Per quasi delicando come presi a sonno, presi con da drogati, noi non ci accorgiamo che intanto il nostro pecorino romano viene dismesso dalla classificazione. Io sono stato nel consorzio Sardegna negli primi anni 80 fino all'84 e nella cooperativa di Monza per l'anno 25, l'amministratore l'ho conosciuto sempre, negli anni da sempre fino agli anni 80, la prima sfermata, la prima mercantile, la seconda, la terza, la quarta, la quinta che valeva metà della prima mercantile. Da quando è arrivata noi ci siamo accumulati a far diventare questo pecorino romano una commodity, noi non abbiamo più selezionato. Guarda caso, stiamo montando gli anni felici del consorzio di tutela, cosa tutelasse in quel momento, io non lo so come avevano l'osservatorio loro per rendersi conto che qua si venivano tutto, cioè un formaggio così nobile, un adorno che ha avuto la nomea di partecipare al trattato di Stresa, uno dei formaggi più storici che si conoscono, veniva sviluppo ad una commodity, in un modo americano per dire materia prima, cosa che va trasformata, che perde di identità, è un figlio di nessuno, non ha né padre né madre, è una cosa che deve andare in una certa percentuale, in un'altra cosa dove prende l'identità lo prende il grattugiato, non lo prende il materiale che ci mette dentro. Questo ha fatto sì che noi siamo entrati e abbiamo distrutto tutta quella che era la nostra identità, se mi passate il piede anche tutta la nostra dignità, che era su questo pecorino nuovo. Allora, questa storia dove ha il riparo, dove mostra la grande difficoltà, la mostra quando arrivando all'euro, i vantaggi che avevamo e che mascheravano ancora, anche in assenza della restituzione c'è, mascheravano ancora un po' il prezzo, veniva dalla differenza del cambio dollaro-lira. Arriva l'euro
il cambio si rovescia, prima pareggia, poi si rovescia, lo conoscete, che è giusto, anzi oltre l'opposto di quello che era il cambio d'ora-guida. E quindi in questo momento il re è nudo, tutti i difetti si vedono a me. Abbiamo perso di vita il nostro posto di formaggio di identità e di qualità. L'hanno preso, se andate a vedere l'osservatorio del pecorino romano, fatto da noi, ma vi dirà che il secondo esportatore di formaggi da tavola a base in America è la Spagna, che ci sostituisce con 35.000 quintali di cosiddetto mancetto, che altro non è che il nostro comune silicoso. E io che conosco bene la Spagna e che c'è il loro continuamente ce l'ho e lo mangio, il mancetto non ha nulla da invidiare il nostro silicoso nei confronti del mancetto, nulla. Ciò nonostante, questi vendono ad un prezzo che è di 2 euro, 3 euro al chilo in più del nostro miglior prezzo, quindi la vicenda. Però arriviamo alla crisi del 2007. La crisi del 2007 è una crisi diversa. Noi partiamo dal 2007 a renderci conto che la bomba americana avrebbe lasciato molti feriti per terra. Ce ne accorgiamo ancora nel 2008, ricordo benissimo anche la data, credo il 26 di giugno, un articolo a tutta pagina dell'Unione Sarda, a firma di Amore De Messi, diceva l'oro bianco della Sardegna, pecorino romano a 11 dollari. Prese il telefono e non è detto, ma vi vedete quanto siete pazzi che è uscito, voi vedete i pastori, vedete la gente, guarda che in America le cose sono diverse. Le cose stanno cambiando. Telefono a Ersilia di Tullio, che è la direttrice dell'osservatorio del pecorino romano, non Ersilia nelle conferenze giornali, non so come prendono, ci sono degli sciabolati. Ho detto, intervieni, mandami una minuta, gli mandai una minuta, e ne vi pone con risolve. La settimana successiva avvertendo in una pagina, riprendo la pagina di 2 articoli, dice, guardate, gli americani stanno con il latte di vacca, che gli costa 0,15 centesimi di euro al litro, stanno producendo il suo formaggio a pasta dura, vedete là, vedi, 0,15 euro al litro, il che significa che con una resa di 10 litri di latte un chilo ci vogliono 10 litri di latte di vacca. Loro riuscivano a farci una materia prima, la gratuita, con 1,5 euro. Non è che costasse il formaggio, la materia prima di Cinese. Ma noi in quel momento, nel 2008, avevamo una remunerazione a titolo di latte di 8,50 euro. Non parliamo di un centilitro da 1 euro il litro di latte. Come vedete, il nostro ha una resa del 20% doppia, il che significa che abbiamo un rapporto di 1,5 a 10 se lo facciamo così, altrimenti lo facciamo con gli altri con 5 perché non è tanto. 1,5 euro a 5, siamo 3 volte e mezza, 4 volte. Gli americani davanti alla crisi dove riparano? Riparano e si fanno il formaggio loro. Nonostante che, guardate come sono i dati di noi, ma il trend dei consumi di latticini e di formaggi continua a ribellarsi a crescere. Gli americani mangiano sempre di più formaggi tipo il nostro, ma non mangiano il nostro. Come vedete il nostro è prima stato, poi precipita, fino nel 2009 a vedere nell'altra tabella, se ci arrivate con la vista, stiamo parlando di portare dal 2000 al 2010, noi passiamo di un'esportazione media da 200.500 a 120.300. Ma se guardate i mesi di febbraio, se guardate mese per mese, lo shock delle industriali e cooperative che si vedono ridurre gli ordini nel mese di gennaio del 2009 da 15.500 kg a quintali a 7.300 quintali, la dice allora, quello che conta, fatevi di tutti quegli ordini, quelle cose lì,
ciò che è più eclatante, 200.000 contro 100.000, devo prendere continuamente in discesa e lì non ci sono prospettive di uscire dalla commodity. Gli americani fino a quando hanno convenienza se lo fanno loro. D'altronde il formaggio duro, la grattugia, come lo chiamano loro, sapete qual è il percentuale del mondo dei latticini americani? È l'1%. Mentre prima, fino al 2000, producevano solo il 10% di formaggi duri, oggi stanno crescendo e sono arrivati nel 2009, forse Marco l'abbiamo persa quel grafico, però nel 2009 avevano una sostituzione di quel numero il 44%, oggi sono oltre il 50%. Praticamente il valore di surrogazione o di succedania, surrogazione in termini economici, fa sì che gli americani stiano pensando a un autoapprovvigionamento di questo. Per cui presto o tardi noi il termine di confronto venderemo fino a quando avremo un prezzo bassissimo che non riesce a pagare la nostra materia prima. Ma questa crisi del 2009 non ha portato una crisi solo nel nostro settore, c'è stato un calo di consumi generalizzato per tutti gli alimentari e un calo di consumi soprattutto dei formaggi, perché ricordatevi che il formaggio è proprio il pesce e un costo per proteina nobile e costa di più, si ha un rapporto prezzo-qualità molto alto, per cui la gente ha tagliato e soprattutto ha tagliato i latticini di origine di pecora, perché costano di più, anche perché la gente ignorante preferisce mangiare la mozzarella che costa di meno, non rendendosi conto che il 90% è acqua e non sostanza seria, perché le cose sono diverse. Ma questo ha un comporto che formaggi molto più nobili dei nostri, parmigiano reggiano, ha coinvolto il grano padano al pane del nostro e sono precipitati verso posizioni mercatili molto basse. Cosa ha fatto il parmigiano reggiano secondo voi? Ma qui nascono le nostre idee, le nostre proposte per uscire da qui, quindi siamo alla proposta alla ricetta, se con grande modestia la passiamo e poi se volete la discutiamo. Ma ripeto, il parmigiano non sminuisce il proprio prodotto, anzi lo appesantisce il costo, poi lo rigidisce, va a raccontare di far sì che gli animali non possano mangiare foraggi che siano diversi dalla comprensione di origine del parmigiano reggiano. Quindi i foraggi non si possono comprare all'esterno. Questo fa sì che identifica e limita il numero di animali da produrre in funzione della produzione dei foraggi del comprensione. Ma ne fa un'altra, c'era una grande furbizia che nei momenti in cui tirava il parmigiano reggiano adottavano gli allevatori. Voi sapete che la vacca si asciuga al 7° mese di gravidanza, perché la prossima lavorazione non avere latte. Quando si asciugava la pecora al 7° mese di gravidanza, allora erano così, vendersela per comprensioni che non facevano il parmigiano reggiano. Allora, a questa soluzione ha messo di fare immediatamente il grosso segreto, fermi tutti, ma tu non te la vendi la vacca al 7° mese di gravidanza, se vuoi te la vendi, però non te la vendi, loro hanno il grande vantaggio che a 6 ore di distanza c'è il confine con la Germania, da 6 a 8 ore riescono, o comunque entro le 12 ore, da qualsiasi posto della Germania, riescono a portare una vacca appena partorita e la vendono dopo 6 ore. Quindi integrata con le vacche che venivano dalla Germania. Scusate, là in fondo c'è un brusio fastidioso. Quindi cosa hanno fatto? Hanno impedito questo, con la vacca, il giorno che era in segni deve già mangiare foraggi. Questo per vuol dire non è un regalo che avete fatto, era un modo per dire, signori stringiamo, qua aumentiamo i costi,
corsi. Con questo sistema si sono aumentati i costi non diminuiti, però si è data una qualità, uno stesso di pubblicità, mi hanno fatto un'altra di invenzione. Siccome voi sapete che l'antitrust ci finisce sia un consorzio, da passa l'ordine, diminuiamo le quantità, non si può. Loro hanno portato un sistema molto furbo. Hanno detto, tu l'anno scorso hai comprato 1000 forme di formaggio, ti sono costate 100 centesimi a forma. Allora, quest'anno fino all'80% la paghi 100 centesimi, dall'80 all'90 la paghi 150 centesimi, dall'90 al 100, 120 centesimi, da 100 in più, 150 centesimi, 200 con il doppio. Questo è stato un fortissimo intervento perché la gente non spingesse, però in 2 anni, amici miei, guardate questi valori, loro sono usciti dalla crisi con un po' di pubblicità di non poco conto, guardate, 33,4%, 0,6%, il Milano Padano 25,6%, il Procore 7,1%, il Pecorino Romano meno 7,6%. L'unico formaggio in 30 formaggi che perde, continua a perdere prezzo. Allora, le possibili vie di uscita, arriviamo alle cose. Abbiamo individuato 3 direzioni, una verso l'azienda. Nel breve periodo noi suggeriamo che l'erogatore diventi, che è diventato con i piani di investimento che ha fatto, che vi dicevo nel passato, del piano della Pasquizia in cui da pastore è diventato allevatore, e anche da allevatore appunto che ha raggiunto i risultati che hanno raddoppiato le produzioni, deve diventare anche un po' più agricoltore. Cosa vogliamo dire? Siccome il costo dell'alimentazione di granelli o comunque l'alimentazione integrata che ha bisogno, di cui ha bisogno la pecora per produrre, era di provenienza in questo momento sempre esterna all'azienda, ed è in controtendenza. E quest'anno voi saprete anche i valori che è ancora di più in controtendenza rispetto al valore del formaggio, perché i prezzi delle granelle continueranno ad aumentare, mentre il latte continua a diminuire. E questo significa che bisogna fare il massimo sforzo all'agricoltore per valorizzare il suo pasto e per farsi più prati, più pascoli, disegnare più cereali. È auspicabile nuove tecniche per farsi delle scorte. Non riesco a capire perché non farsi l'idea per ciascun allevatore, per quanto piccolo sia, di coltivare 3-4 ettari di triticale o di grano tenero o di orzo, o avvenne di questi tipi nuovi che ci sono, da mettere da fare un piccolo silo di 300, 400, 600 quintali che serva per alimentare quella parte di bestiame che non è in produzione, che agli occhi del pastore è un pezzo morto e che invece quando non lo alimenti ti ruba il doppio, è un altro caso, perché è vero che non mungi non ti dà prodotto, però non cresce, non migliora, non diventa fertile, quindi è una percentuale di bestiame non prodotto. Se tu hai un'alimentazione a basso costo che ti viene dal miscelaggio di 3-4 ettari di questi cereali invernali, anche in asciutto, nella pratica questo presuppone anche un risveglio, passatelo tra virgolette, per l'assistenza tecnica, deve conoscere le tecniche da suggerire e deve andare essa stessa a impadronirsi di queste tecnologie. Nel medio periodo è auspicabile che la regione veda nell'azienda e massimizzi l'abbattimento dei costi. Per esempio, la proposta che facciamo è che l'abbattimento dei costi per l'integrazione, che fa in modo generalizzato così, la regione lo finalizzi verso quei consorziati di consorzi di politica
che si impegnano a fare un contratto di filiera per fornire magari proteine o fornire l'erba medica alle zone interne, cioè i territori verso le zone interne. È una forma di mutualismo che bisogna innestare per coniugare anche agricoltura e pastorizia, pianura con zone interne. E poi, una volta per tutte, il piano regionale, la pianificazione regionale, a mio avviso, deve prendere coscienza che non può dare lo stesso livello di benessere animale in pianura, così come lo fa nelle zone di montagna, perché io sono uno di pianura, parlo contro me stesso, ma bisogna essere onesti, non sono le stesse condizioni, quindi deve differenziare sul benessere animale, cercando di evitare quel cazzebuglio che era 2, 4, 5 che hanno fatto adesso l'espressione eccellente evidenziale e invece andare a riformulare magari andando a premiare chi percentualmente alleva più agnelli nella natta e si ritorna a fare una quota di rimonta consona alla dimensione del bestiame, differenziare in termini questo lo facciare, il contributo del PSR, diversificare i livelli di concessioni su energie rinnovabili. Io sono dell'opinione che se la Regione Sarda si riserva 16% megawatt di eolico e dà una palla di 50 kW a un giovane invece di dargli quella provvista di 30.000 euro che poi finiscono in una macchina o un fuoristrada e continua a fare il barista come stava facendo, se tu a un giovane agricoltore gli dai investimento in una rete e gli fai come si faceva negli anni 50 le macchinizzazioni, dove lo stesso governo garantiva la banca, la restituzione, man mano che io restituivo questi, se in primo anno di finanzio 1.000 giovani agricoltori, con la restituzione che ho obbligatoria del mutuo da quello, il secondo anno ho un ritaglio di finanziario già, se glielo faccio in 10 anni 50, se glielo faccio in 5 anni 100 per anno, per dirgli al revolving che il modo di finanziare dal mondo, a costo zero per la regione, sempre che questo discorso valga per una regione che ritiene che anche il centro della Sardegna meriti di produrre, meriti di essere ancora occupata da attività produttive come la pastorizia e quant'altro. L'altro problema a cui ci rivolgiamo noi è verso il mercato. Centrali di storia hanno evidenziato una cosa: c'è un problema di commercializzazione, mai affrontato da nessuno, mentre mai dalle cooperative, ma ancora anche in modo totalmente insufficiente anche dagli industriali del piano Casale. Quindi nel breve periodo l'urgenza è la commercializzazione. La Giunta solo aveva visto al suo esordio la costituzione dell'agenzia di promozione, doveva andare a vendere, a promuovere e a vendere, a mio avviso, i prodotti agroalimentari. E si focalizzi come primo sul grano, poi ci sono anche altre comparti che meriterebbero, però se si focalizza sul formaggio è uno strumento perfetto perché possa incidere, possa allontanare, riqualificare quel formaggio che oggi in America è una commodity, in mercati nuovi, formaggio romano, non romano che sia, cercare i nuovi formaggi, perché tutti quelli che sono in differenza dicono ma no, la Cina non le mangia, l'India non le mangia, il Giappone non le mangia. Nel 1976 alla scuola di specializzazione analizzavamo i trend di esportazione e il formaggio che andavano di Grattugia e la pasta che si vendeva in Giappone erano pari 1600 quintali, una cosa irrisoria. 7-8 anni fa il mio compagno di vita, Andrea Cosso, mi ha detto: hai idea del formaggio che si così? Siamo 1000 volte più i consumi di allora. Cosa vuol dire? Che appresso alla diffusione della cucina internazionale passa il modo di mangiare universale
essendo la cucina italiana quella che maggiormente viene apprezzata nel mondo ed è più diffusa nel mondo, un po' per un po' per i maccheroni si portano adesso anche il condimento, si portano adesso anche il coraggio. Sta a noi andare a inseguirli e stare lì. L'ancora della globalizzazione può portarci alcuni mali, però ci porta alcuni vantaggi. La gente cita, viene, mangia italiano. Se ritorna nel suo paese, trova un locale italiano e ha avuto piacere di mangiare una buona pasta condita, chiede una pasta anche nel suo territorio. Quindi, così come tanto la Cina era povera, ci sono 150 milioni di milionari, l'India legge oggi il sole di oggi, si parla di altri 150 milioni di milionari e così via. Ma vi dirò di più, noi riusciamo a vendere un carico di formaggio in Africa, nello Zimbabwe, dove c'è la presenza di colonia italiana che ci chiede pecorino. Riusciamo a vendere, il che vuol dire che tutto il nostro paese ci può dire. Si tratta di andarci a proporlo e a fornirlo. Allora l'agenzia deve farsi un suo disciplinare che imponga alla gente, tu devi sottostare alle mie direttive e attraverso questo io piano piano le faccio aggregare, che se gli do dei numeri per cui una cooperativa industriale non è sufficiente per farlo, deve trovare per il contratto accordi anche con altri. E insieme a questo passiamo anche altri contratti di filiera e la commercializzazione. Cosa questa molto diversa da quel pasticcio che era specie 15, che è una sorta quasi come l'ingaggio, danno 400-500 mila euro alla cooperativa per far finta di aggregarsi, perché finte sono quelli esseri, non sono nella volontà della gente quello di fare. Allora, a questo punto credo che andiamo altro verso il prodotto dove possiamo intervenire. L'intervento del prodotto è nel breve periodo è cambiare. Io dico disciplinare, se lo dobbiamo, ormai lo dobbiamo fare, dobbiamo cambiare il disciplinare. Lo dobbiamo fare meno salato e per questo bisogna modificare il disciplinare per dire che non si sala più a secco ma si sala in salalume. È necessario fare poi l'età della persona, autorizzare a vendere molto prima, perché prenderebbe il seguimento di prodotto da tavola e un nuovo packaging che ne garantisca la qualità e rese la qualità. Ma dove l'altra poi è la pubblicità diffusa che bisogna fare immediatamente per esaltare quelle vantaggi intrinseco che hanno i nostri produttori, che è il valore del sapore e il valore del condimento, che è doppio rispetto a qualsiasi altra forma di formaggio. Io non ho mai visto nella pubblicità fare esaltare queste caratteristiche delle nostre produttori. Nel medio periodo allora bisogna riconquistarsi da commodity, bisogna riconquistare quella nobiltà che questo formaggio ha perso. E allora un corpo di reni, e sto andando a chiudere, ce lo dà l'idea del lungo periodo. Solo nella prima giunta solo nel 2005 la Sardegna sposò la tesi di determinare di imporre che la regione sarebbe rimasta OGM, cioè non avrebbe lasciato entrare roba modificata. Ora mentre l'Europa e anche la stessa Italia ha vaccinato e ancora se ne discute, anche se questo nuovo commissario europeo sembra molto determinato per non farlo capire, e dove c'è la pressione in Europa di vedersi riconosciuti per prodotti agricoli una marca di OGM che è non impossibile per alcune coltivazioni agrarie, punto di vista specie vegetali, però però non è impossibile, ma è difficilissimo per specie animali. Pensate quanto ci vuole per alimentare le vacche, i maiali in Europa. La Sardegna basterebbero 60.000 ettari di coltivazione di prodotti di leguminose da seme
che ci attaccherebbero dall'uso della soia transgenica, perché possiamo andare a certificare la nostra filiera esente da modifiche genetiche. Questo ci provocherebbe in uno scenario dove veramente il formaggio GMP avrebbe una maggiore visibilità, un'attenzione dei consumatori e si presenterebbe come un prodotto di forte connotazione ecologica. Noi abbiamo fatto questo sforzo che moneta nella nostra caicità non siamo riusciti a portare nulla di moderno. La proposta che facciamo è che la pecora ritorni a mangiare come faceva prima, erba, mangi coraggio dei nostri passi e mangi le fabbriche a sempre conosciuto, perché non abbiamo bisogno di fotomontaggi come la vacca rossa del parmigiano reggiano o alcuni latti che nella scatola mettono il prato con la vacca che non ha mai conosciuto un pasto o un erbario d'erba. Nell'idea della gente c'è la pecora legata al pasto con uno scenario con un fondo di mare, con un fondo in uranio. Non possiamo inventare nulla di quello che il creatore ci ha portato